Salve, ormai è noto che per fare il supereroe faccio il disbrigo pratiche in un caos. Quindi non chiamatemi più Batman, ma chiamatemi CAF. Oggi ci occuperemo di bar, di ristoranti e di tutte quelle attività che una volta preparavano piatti e prelibatezze di tutti i tipi. Mentre oggi vanno avanti a pane e a leva. Per questo parleremo del bonus ristori. Per ottenerlo è indispensabile presentare le fatture e dimostrare le perdite. E questo per me è un problema perché, come sapete, è travagliato sempre. Lo scoro. La somma che vi spetterebbe può essere accreditata sul vostro conto o essere utilizzata per compensare i vostri debiti con lo Stato. Praticamente, prima te donano e poi ti domandano: ma qua feci sta legge? Dopo iaccio il Joker. Se ve lo accettano, vi rimborsano al massimo il 15% totale delle perdite. Praticamente fate in mente tanta bene per pigliare queste pesciole che quando ti arrivano te la spendono tutte per accattare te. O Malox. Amore, cosa fece? Pericoloso. E per concludere, e qui vi parlo da amico, se non ve l'accettano e vi viene in mente di fare gonfiare le fatture, stiamo ancora per chissà settimana. Se ne puoi stare, buona buona.